Inizia domani il nuovo anno scolastico. La campanella suonerà per oltre 600.000 ragazzi, dei quali circa il 13% stranieri. Arriva subito l'appello dell'ufficio scolastico regionale. Il compito della scuola, dice il vice direttore Gianna Miola, deve essere quello di andare oltre qualsiasi discriminazione, valorizzando le differenze e rendendo la scuola una palestra di democrazia. Tutta la nostra azione va rivolta proprio alla formazione continua degli insegnanti che devono aver scelto questo mestiere e non averlo subito come ripiego rispetto ad altre strade. La scuola veneta è per molti aspetti in crescita, aumentano gli alunni, gli insegnanti e il personale ATA. Stabile il numero medio degli alunni per classe, circa 21. Mancano però i docenti di sostegno specializzati. È una scelta, bisogna sentirsi di fare questo lavoro, è un lavoro che richiede una grande sensibilità, una grande volontà e un grandissimo impegno umano, prima ancora che culturale. Critica la rete degli studenti medi del Veneto. Crescono i costi di libri e trasporti, dicono, e la didattica è obsoleta. Domani saranno presenti davanti a tutte le scuole. Domani nelle scuole di tutta la regione del Veneto volantineremo per dare appunto dei segnali anche su quelli che sono i diritti degli studenti che spesso non vengono esposti nelle ore di lezione. C'è anche un problema legato all'edilizia scolastica, conclude Ruzzante. Al Duca d'Aosta di Padova, per esempio, la scuola non è stata ancora ristrutturata e molti studenti dovranno fare lezione in diverse sedi staccate. Già da domani lanceremo le mobilitazioni del 20 settembre dove faremo assemblee in tutte le città della regione per lanciare quella che sarà poi la mobilitazione studentesca dell'11 ottobre che vedrà appunto manifestazioni in ogni provincia.